Sono quelli che ti preparano il volo, cioè caricano i bagagli, ti fanno il check-in, portano i passeggeri sottobordo, li portano sottobordo, posizionano gli aerei, gli fanno la pulizia, lo scarico dei reflui che ci sono, cioè tutte le attività, pulizia, tutto quello che è. ATA licenzia e i dipendenti scioperano. Pesanti ripercussioni sulla circolazione all'aeroporto Marco Polo per tutta la mattinata. I lavoratori hanno messo in scena un sit-in di protesta. E infatti gli stiamo dicendo convocate le parti sindacali per lasciamo per strada una famiglia. Ma tu hai il potere di bloccare le... Ma non il potere di bloccare gli allora perché devi bloccare a me che sto manifestando? La società che fornisce i servizi di handling e i servizi a terra ha avviato le procedure per il licenziamento con effetto immediato dei dipendenti. In queste ore sono arrivate 13 lettere delle 43 previste. I tagli sono su scala nazionale e quindi lo stesso destino è riservato ai dipendenti di altri scali aeroportuali. È una manifestazione permanente, di conseguenza dentro in aeroporto gli handler non stanno praticamente facendo il normale lavoro, ma fanno solo l'emergenza, cioè tacchi, scale, scarico dei passeggeri, e rimangono là perché non viene scaricato i bagagli. Questo perché ATA ha deciso di dare proseguo alle sue minacce e da ieri stanno arrivando le lettere di licenziamento. Il paradosso, sostengono i sindacati, è che mentre ATA licenzia assume dei lavoratori stagionali. Ora chiedono l'intervento di ENAC e SAVE. La prefettura, dopo la protesta di questa mattina, ha convocato le parti per discutere della situazione. Con contratti a termine, con part-time, con ricatti di condizioni di lavoro improponibili. L'obiettivo, io ho anche chiamato direttamente, io anche Niero Novembrini della CGIL abbiamo chiamato Cosentino, che è responsabile delle azioni sindacali di ATA, che quantomeno fino all'incontro di domani sospendesse i licenziamenti, e loro hanno detto che vanno avanti, difatti stanno ancora arrivando i licenziamenti.